Sono contento, che è un po' diverso dall'essere soddisfatto, ma sono molto contento. Contento per vedere qui vicino questa ambulanza e quel nuovo mezzo che abbiamo sognato tanto tempo, pensando forse non ci arriveremo mai. Perché? Perché in questo agglomerato di persone, cioè tutti noi, in questo volontariato abbiamo avuto tutti una serie di problemi, ognuno ha i suoi problemi, se li porta dietro, però molti di voi hanno resistito e a distanza di 1 anno e mezzo noi siamo qui con dei mezzi un po' particolari. L'inizio non è stato dei più semplici perché pochi di noi erano esperti in questa situazione. Io poi non sapevo neanche cosa fosse il volontariato, ero abituato a tutt'altre cose, aziende, tutto in maniera molto regolare, si entra, si esce, orari, precisione. E tutto questo invece non è possibile, ma forse questo è una delle caratteristiche del volontariato. Vuol dire che uno si ha del tetto effettivamente, non lo fa per obbligo, perché è un dipendente, però lo fa perché ha il piacere di farlo. E quindi oggi ci vediamo qua, è stato un traguardo molto importante, perché questo sarà sicuramente l'inizio di una nuova avventura, molto più complessa, molto più importante e più difficile anche da seguire, che si chiama poi 118. Il 118 significa fare veramente non più trasporto di malati, ma pronto soccorso. Ed è per questo che noi abbiamo istituito in questi corsi, tutti voi pian piano state facendo, e fra poco, penso, potremo operare effettivamente sul 118, dove ancora non lo sappiamo con certezza, perché non è detto che si faccia il 118 o i servizi relativi solo nella città di Cagliari. Noi speriamo di andare anche fuori dalla città di Cagliari. Noi siamo anche in attesa di una possibile seconda macchina, che significherebbe cominciare a operare in maniera molto seria. Sicuramente ci saranno grossi cambiamenti non appena partiamo in questi termini, perché attualmente siamo qui, ospiti di questo spazio, non è detto che continueremo a essere qui, abbiamo bisogno di uffici, abbiamo bisogno di collegamenti, radio, cose varie. In questo caso la radio qui sopra ancora non è montata, ma dovrà essere montata. Comunque tutto questo è successo per la buona volontà di tutti, anche di coloro che ci hanno in qualche modo finanziato in questa fase. E ce ne sono dei nuovi, qui oggi abbiamo anche il direttore dell'ACI, che anche lui innamorato di una possibilità di intervento in questo settore, sponsorizzerà questa macchina, sulla quale noi metteremo giustamente il marchio dell'ACI, e forse altre situazioni del genere, perché volente o volente non possiamo fare altro che contare sulla disponibilità di tutti noi, di enti esterni, di poter sopravvivere. Vi ricordo l'ultimo che tutto sommato siamo l'unica associazione che fa veramente volontariato, e in questo ne siamo tutti quanti molto felici.